crediamo che nessuno abbia interesse a ottenere l'abbonamento per il parcheggio coperto e non avere la garanzia del costo alto. L'abbonamento sarebbe più appetibile solo se fosse non solo coperto e videosorvegliato, ma anche riservato ad uso esclusivo. Non risulta nemmeno che i nostri cittadini abbiano 2 o più abbonamenti per i parcheggi delle zone blu o nel parcheggio sotto il municipio contemporaneamente. I parcheggi certo danno un'entrata per l'ente, ma noi crediamo che gli stessi, come sono quelli sotto il municipio o il multipiano, non possono essere gratuiti, ma come gli altri servizi di buona qualità devono essere assoggettati al contributo. Se fossero gratuiti sarebbe di certo un vantaggio solo di pochi, coloro i quali arrivano prima. Grazie Assessore. Passiamo alla prossima interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, Centro Culturale Baffine ed Area Contermine. Relazione all'Assessore Chiedo. Riassumo sempre un attimo l'interpellanza che aveva presentato per la Civica per il Cambiamento. Si parlava dei lavori realizzati quindi nella zona del centro Baffile e si contestava anche il fatto di i lavori che erano stati fatti si davano delle somme sul mercato ittico, quello provvisorio, e cosa questa amministrazione avrebbe comunque scelto di poter operare. In ordine all'interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento, sempre nella seduta dello scorso 29 novembre, si chiedeva appunto delle delucidazioni sulla scheda tecnica riportate nell'interpellanza stessa. Vero è che l'opera è costata 7 milioni di euro, compresi oneri fiscali, spese tecniche e generali. Vero che l'opera è stata realizzata ed è altrettanto vero che l'opera è stata realizzata secondo il progetto approvato nell'anno 2000 e messo a base d'asta per la gara d'appalto nel 2001. Il progetto messo a gara infatti prevedeva la parziale demolizione del vecchio edificio e la realizzazione del piano interrato ad uso autorimessa e la costruzione di quanto realizzato sopra terra, teatro ai terzo. Non erano previsti né gli impianti e le opere di finitura del teatro. Il completamento di cui abbiamo il teatro verrà inserito nei piani programmatici delle opere pubbliche non appena lo consentirà la rigida mossa del patto di stabilità o la possibilità di contrarre i voti. Oppure saranno concessi contributi per i quali questa amministrazione sicuramente sarà attenta come avrà fatto finora. L'interpellanza invita questa amministrazione a riflettere sull'opportunità di completare il teatro con la sede del mercato ittico. A riguardo si fa presente che gli interventi sono ben distinti e diversi. Dobbiamo completare la nuova sede del mercato ittico perché l'amministrazione è già in possesso di un contributo finalizzato al nuovo mercato ittico e non si può fare altrimenti. Si precisa che l'attuale sede provvisoria del mercato ittico in Sansonessa non è come riportato dall'interpellanza 1 milione di euro, bensì si arriva a circa 330.000 euro, tutto compreso opere di rinforzo della struttura, pareti interne, pavimenti, rivestimenti, impianti, celle frigorifere e tutte le opere esterne, comprese quelle per lo scarico del pescato. Per quanto concerne infine i 3 alberi posti all'inizio di via Ferrari in corrispondenza della Cassa di risparmio, viene a dire che questa amministrazione ha provveduto a collocare gli alberi negli appositi spazi per ben 4 volte. Purtroppo sono morti a causa della presenza di una falda salina corrente proprio in quell'area. Da approfondite ricerche non ci sono alberi se non salici piangenti o pini marittimi o tamerici o pianta palustre che possono attecchire in quella zona. Durante la prossima primavera comunque si provvederà a sistemare e dare un maggior decoro a quelle aiuole con qualche elemento di arredo. Passiamo alla prossima interpellanza presentata dalla Civica per il Cambiamento Antonio Zanò, cultura e teatro. Relazione all'assessore Antelmo. Cultura e teatro, Consiglio Comunale del 29 novembre 2012. La mia interpellanza, signor Sindaco, la mia interpellanza nasce dopo aver assistito ad una interpretazione teatrale di cui sono rimasto fortemente impressionato. 2 ragazzi alla conclusione del loro percorso di riabilitazione in una comunità di recupero sono scesi sul palcoscenico di un teatro per raccontare la storia della loro vita tormentata. Hanno parlato della loro dipendenza, della droga e per la verità anche della dipendenza degli altri, delle nostre dipendenze dalla fatica quotidiana per allontanare definitivamente dai loro idoli. Era da tanto tempo che non partecipavo a una rappresentazione teatrale scenica, drammatica e forse tragica, in un teatro che ricordava anche nell'architettura, ai Gardoni, un simile cerchio, quella degli antichi greci e romani.
I due ragazzi che confessavano il loro dramma a nulla avevano da invidiare quei lettori dell'antica Grecia che recitavano le tragedie scritte da Eschilo, Sofocle ed Euripide, derivanti dalla storia dei dei, dalle leggende dei miti, dei racconti eroici. Ma ciò che mi ha fatto riflettere ancora di più è stato il contesto in cui ci trovavamo. Si trattava di un teatro dalle grandi dimensioni, costruito tra le prime opere ritenute necessarie di una nuova città, nata oltre che da un'esigenza urbanistica anche da una rivoluzione dello spirito e sviluppatasi intorno a un avvenimento irrazionale, assurdo ed incredibile. Siamo naturalmente a Medjugorje e il teatro è quello della comunità cinematografica di Sor Elvira, e così da pensiero non potevano non dare quell'opera incompiuta, nascosta, dimenticata, snobbata, criticata e derisa che il teatro della città. Mi sono chiesto cosa posso fare io per far capire agli attuali amministratori l'importanza di una città di possedere il teatro. Senza andare a consultare i metodi di ricerca mi sono affidato ai ricordi e così ci sono affacciate la mia memoria tra i tanti altri due teatri, uno vero che tanti anni fa avevo visitato una cittadina di cui non ricordo il nome, sperduto verso i confini tra la Siria e la Giordania. Speriamo che le bombe della guerra civile non abbiano scolpito, perché si tratta di uno degli esempi di teatro romano perfettamente conservati, copie conformi di moltissimi altri che i romani costruivano come in una città piena di montaggio di una cittadina del loro impero, anche più lontane come questa in Siria. Sto sottolineando e ricordando gli amministratori di questa città l'importanza assoluta che i romani, da cui proviene direttamente dalla città europea, davano alla rappresentazione teatrale. Ma li posso citare anche i greci, ricordando tutti i teatri di Epidavo e di Taormina, che avevano ed hanno come scenario il mare, anche Caure ha Sic, il mare all'orizzonte, sul suo. È proprio questa visione scenografica del mare di far tornare alla memoria un terzo teatro che ora ricordo che era all'attenzione del signor sindaco del suo lavoratore. Un teatro virtuale ma realizzato, ma presente in un progetto nato dalla solida cultura della realtà fantasia di un architetto che ha dato gusto alla nostra città. Sto parlando dell'architetto Salvatore Nappi, che i non più giovani di noi hanno avuto modo di conoscere e apprezzare, ed la sua idea è di costruire un teatro sullo stile dei teatri greci dell'area attualmente occupata, verso cui poco molti conoscono. Progetto, come abbiamo detto, non è realizzato, considerato dagli amministratori di allora una bugia quando non una pazzia. Chi può dire invece quanto sarebbe stato utile per il turismo e quanto avrebbe arricchito il nostro centro storico al posto di ulteriori immobili, improbabili portici e garage sotterranei? Ma lasciamo questo giudizio alle generazioni future. Oggi invece, cari colleghi di maggioranza e di minoranza, vi invito a fare una riflessione politica nei confronti della cultura del nostro territorio, in generale della nostra cultura locale in particolare. Secondo i dati di Federculture presentati il scorso fine settimana a Venezia al Salone Europeo della Cultura, l'evento primeggia per il maggiore incremento al teatro più 10,2, oltre che all'incremento delle liste dei musei visiti da più 7,5% e per i concerti di musica classica più 7,7%. Cosa vuol dire? Vuol dire che la domanda di cultura attraverso i musei, gli eventi d'arte e teatro appunto è in costante aumento. La gente, soprattutto i turisti che frequentano le richiede nonostante la crisi, le cinghie tirate, nonostante la crisi, le crisi delle cinghie tirate e le forbici dello Stato. Questi dati sono a nostro avviso molto importanti, soprattutto per il fatto che le Venezie si sono proposte quale capitale europea della cultura del 2019. Per il gruppo consigliare che io rappresento, la cultura causa vuol dire rispettare l'ambiente, valorizzare il nostro patrimonio umano, artistico, architettonico, museale, ma anche realizzare e completare le opere pubbliche destinate alla cultura, come appunto il teatro concluso alla fine. Caro Sindaco, sappiamo che non è colpa sua se i conti dei suoi predecessori ignoranti della fine non tornano mai. Sappiamo che non è colpa sua se è mancata nel corso degli anni passati una sensibilità culturale nei confronti di quest'opera. Quello che vogliamo chiedere con questa interpellanza è se condivide con noi l'esigenza di completare il teatro della fine, come ritiene sia possibile completare i lavori del piano di evidenza economico, se la sua amministrazione ha un progetto culturale per causa e che cosa prevede, anche più della scadenza possibile del 2019, come anno in cui le Venezia probabilmente saranno la capitale europea della cultura. Vede il signor Sindaco Avvocato Luciano Friuli, dal nostro gruppo consigliare fa piacere che il Sindaco di Cavia ogni tanto passa a Ponte Riello per recarsi, a differenza del suo predecessore, alle riunioni con gli altri sindaci a Venezia, spingendoci anche lontano fino a Bruxelles. Tutto questo potrà essere supportato dalle esigue casse del nostro comune e risulterà utile se riuscirà a portare a casa magari finanziamenti collegati all'evento del 2019 solo per completare il teatro. Grazie.
egregio capogruppo Zanon, se la sua interpellanza nasce dall'aver visto uno spettacolo della comunità Cenacolo di Sorrevira, poteva risparmiarsi il viaggio di Misugori, perché lo stesso spettacolo è stato fatto a Caule qualche anno fa, alla presenza straordinaria della fondatrice della comunità, Sorrevira, con uno stadio comunale mai così pieno di famiglie bisognose, di ragazzi attenti e vivi, e con molte autorità presenti, per cui ricordo il prefetto, moltissimi sindaci, con rispettivi gonfaloni, parroci, dirigenti dell'ANSA, le associazioni, e per Caule, oltre al sottoscritto, c'era anche il sindaco Sardo. Non ricordo però di aver visto la presenza dell'assessore dei lavori pubblici in carica, che ricordo a tutti era lei. Guida Zanon, lei è stato in carica 4 anni circa e leggeva un referato di assoluto rilievo per la nostra comunità. Faccio francamente fatica a comprendere come si possa oggi, cioè con quale spirito critico, presentarsi in questo consiglio comunale volendo far credere a tutti di non essere mai stato da questa parte del tavolo. Evidentemente ha avuto ragione l'ex sindaco Sarto, ma andava via, perché vorrei ricordare tutte le volte che lei è venuto in giunta assolutamente impreparato, tutte le volte che lei è mancato sotto in giunta a causa del suo lavoro, senza parlare di tutte le assenze da lei alle riunioni di maggioranza da lei perpetuate. Questa sua assenza, direi pressoché totale, non ha fatto altro che aiutare l'ex sindaco a prendere la sua decisione. Ultimamente sono arrivato a pensare che lei, sebbene io ritenga una persona brava, una brava persona, con una grande umanità, e non lo dico perché ci credo, un eccellente medico, non sia assolutamente adatta a governare questa complessa città, e non solo perché il suo lavoro la chiama altrove, anche perché in questi 4 anni non l'ho mai sentita dare un giudizio, anche se negativo, al PAT, non l'ho mai sentita proporre una soluzione per la sistemazione del teatro, pur essendo sua competenza, non l'ho mai sentita discutere in modo puntuale e attento della nostra realtà. Capisce perché il capogruppo Zanon resta alquanto perplesso del suo nuovo interessamento al teatro della figlia. Sono intento nel credere, quasi persuaso oramai, che si tratti di un altro miracolo, l'ennesima conversione avvenuta di chi, vista in Giugone, dico sempre una piccola divagazione, perché ricordo benissimo, e sono giusti testimoni altre persone presenti in questa aula, che lei era a favore del casino di Caule e sosteneva che, con le ipotetiche entrate della sala giochi, si potessero fare tanti lavori utili alla collettività, tra cui forse intendeva dire anche il teatro, forse. Quindi il fatto che lei oggi sia, a ragione, preoccupato per le ludopatie, come lo è l'amministrazione, è senza dubbio un elemento nuovo che ha del miracoloso, ma ne siamo convinti. Cito, quest'opera incompiuta, nascosta, dimenticata, snobbata, criticata e derisa, signor Zanon, è la stessa opera che lei ha avuto la possibilità di sistemare, o meglio, di tentare di sistemare in 4 anni, decisione, ma non ci ha nemmeno tentato. Le vostre osservazioni sull'importanza della cultura per il nostro territorio sono pienamente condivisibili. Essa contribuisce a mantenere vivo il tessuto sociale per tutto l'anno e durante il periodo estivo rappresenta un elemento di grande valore nell'offerta turistica. Proprio per questo motivo, già con grande sforzo economico, all'interno del centro culturale della Figlia è stata quest'anno inaugurata un'anteprima della mostra permanente dei reperti archeologici sul futuro Museo Nazionale del Mare, che sta sorgendo nella ex azienda Chigiato. Sempre quest'anno è stata altresì traslocata la biblioteca civica, che rappresenta un punto di forza nel panorama dell'offerta culturale della città di Caule. Rimane, come da voi interpellato, il completamento del teatro. Questo intervento necessita però di un grande impegno economico e deve essere realizzato senza penalizzare o togliere quello che già c'è, tenendo conto del momento particolarmente critico della finanza pubblica in cui ci troviamo. Per questo l'amministrazione comunale di Caule si sta adoperando alla ricerca di qualsiasi forma di finanziamento a tutti i livelli, sponsorizzazioni, contribuzioni, finanziamenti regionali, statali ed europei, al fine di trovare le risorse economiche necessarie a completare l'opera, tenendo presente che non è sufficiente dare una risposta solo quantitativa ai bisogni di carattere culturale della gente, ma soprattutto, se è importante, sviluppare la qualità degli spazi con la creazione di ambienti confortevoli e adatti ad un teatro che abbia un sistema modulare che possa offrire anche un'attrattiva congressuale. Rispondendo nel concreto alla vostra interpellanza, si assicura che è nei progetti di questa amministrazione comunale completare il teatro all'interno del centro culturale della Fine, che contiamo ovviamente di sviluppare una sinergia a tutti i livelli per trovare la copertura economica e finanziaria ai finanziamenti necessari, che il progetto Cultura per Caule di Giornale 2019 dovrà coinvolgere tutte le realtà territoriali, regionali, metropolitane ed europee, per dar vita assieme
a dei percorsi di rilancio dell'offerta culturale e turistica di Cagliari, dove i nostri concittadini e i turisti sentono la loro appartenenza ai valori culturali offerti. In conclusione, la candidatura dell'area nord-est Trento-Bolzano, Friuli Venezia Giulia, area nord-est tutta, potrà essere certamente volano non solo per il rilancio di un nuovo piano culturale, addirittura alcuni stanno parlando di creare un nuovo piano regolatore della cultura regionale. Non solo dal punto di vista economico questo volano, cioè cultura, sinergia, lo sviluppo economico, anche sotto il profilo dell'occupazionale, ma anche sotto il profilo degli investimenti infrastrutturali. Ciò che è certo è che sarà un'occasione per tutti. È francamente difficile oggi calcolare quale ricaduta possa avere tale prospettiva, perché al momento è di prospettiva che stiamo parlando. Ma dovremmo essere fin da subito consapevoli che nel Veneto ci sono all'incirca 250 teatri e 150 auditori, tra cui teatri storici che hanno bisogno di essere mantenuti in ordine e che necessitano di grandi investimenti. È comunque ragionevole, al momento, non escludere nulla. Di certo questa amministrazione fa di tutto per poter recuperare il massimo delle energie che emergeranno da questa candidatura. Capogruppo Zanò, prego. Immagino che devo rispondere anche per motivi personali. Innanzitutto ringrazio della sua risposta, sono anche contento perché se lo scopo della mia interpellanza era quello di destarla dal suo torpore, ovviamente io credo di esserci riuscito finalmente, perché dopo aver fatto delle interpellanze a cui mi sono date risposte addirittura dopo 2 mesi, quando il Consiglio Comunale si è affermato di non essere neanche preparato a dare una risposta, insomma, perché se lo scopo mio era quello di stimolare l'assessore della cultura di questo comune, credo di esserci riuscito. Il motivo per cui ho fatto questa interpellanza è proprio quello di portare alla discussione della nostra comunità, del nostro Consiglio, un tema di rilevanza, credo importante, credo di accademia nell'elettorato. Certamente mi aspettavo una discussione legata agli argomenti, perché vede, avrò anche tanti difetti, però io quando faccio politica, quando cerco di stimolare degli argomenti, non parlo mai delle persone, parlo sempre delle cose, dei contenuti. Siccome lei è dato del sindaco presidente, non parlava di milioni di sindaci del territorio, siccome credo che libertà di dire quello che si pensa, la corrispondenza della realtà riguarda tutti, ci vale per voi, vale anche per me che è la mia. Siccome siamo andati in un argomento abbastanza pesante, allora se mi permette, signor Presidente, vorrei anch'io dire la mia in maniera molto serena, molto semplice, volta per tutte, a parte il fatto che in Consiglio Comunale, quando ci sono state quelle decisioni da parte del sindaco, io ho fatto anche delle dichiarazioni che sono agli atti, che lei può benissimo andarsi a leggere, che per correttezza poteva anche citare questa sera nel suo intervento. Non vale il parere di una parte, vale anche il parere di un'altra se si vuole essere obiettivi, altrimenti si è di parte. E allora non si parla più di cultura, non si parla di problemi personali, e credo che questa sia una cosa da escludere nel contesto, anche perché noi dobbiamo dare a questo Consiglio anche uno stile, un metodo che non è quello come il Consiglio precedente di attaccare sempre le persone sul carattere personale, perché io ho sentito dire in questo Consiglio una persona addirittura non ci arrivava, quell'altro era stupido, quell'altro da parte del primo cittadino di allora. Quindi di fronte a questa volgarità io pensavo che questo Consiglio finalmente avesse anche dei contenuti più sereni, più seri, più corretti, in questo modo si potesse anche lavorare meglio, sempre nell'interesse dei nostri cittadini. Ma vedo che lei è delle vecchie scuole, questo anche me ne dispiace. Detto questo, sia ben chiaro che quando una persona fa l'assessore e ha un sindaco che non ti risponde al telefono e non lo ricevi nel suo studio, vuol dire che c'è la prevaricazione da parte di una persona nei confronti di un'altra, va bene? E il fatto che io non sono riuscito a portare a termine quello che mi ero prefisso è solo esclusivamente dovuto all'atteggiamento arrogante che aveva il sindaco di allora. Questo è quello che io devo dirle, lo dico qua pubblicamente una volta per tutte. E sono anche convinto, visto che ha citato il PAT,
il PAT sia veramente una porcheria così come è stato ideato, portato avanti e attuato, per il semplice motivo che i cittadini non sono stati resi partecipi della discussione allora. È inutile che adesso ci diciamo bene, arriva il PAT, allora adesso lo approviamo, dopodiché andiamo nell'attuazione, allora li discuteremo. Bisognava discuterlo prima il PAT. Chi sapeva in maggioranza, lei sapeva in maggioranza che c'era un campeggio di 6.500 posti in località russa? No, perché in maggioranza non si è mai discusso una cosa del genere, e poi le maggioranze non si fanno alle 10:30 di sera senza avere un ordine del giorno, con gli argomenti già preconfezionati, e quando una persona scriveva un parere contrario, il giorno dopo veniva rimproverato magari da qualche imprenditore, attraverso anche delle lettere pesanti di intimidazione. Questa è la realtà della precedente amministrazione comunale, va bene? E il fatto che noi siamo riusciti a creare un altro clima attraverso questo nuovo consiglio, il fatto che lei riporti il clima che si respirava a suo tempo è una cosa secondo me molto negativa per la nostra vita amministrativa, che non c'entra niente con la cultura. Io ho cercato di stimolare, ho cercato di fare una discussione soprattutto nell'interesse anche suo in definitiva, perché lei si era addormentato, non sapeva neanche com'era la situazione della casa di riposo, non sapeva neanche che c'era il congresso a Venezia del turismo regionale, perché io ci sono andato, lei non c'era andato. Per quanto riguarda quella cosa di Sorelvia, le faccio anche presente che per quanto mi riguarda io mi ero adoperato per fare nella vecchia caserma di San Giorgio di Vivenza, che era stata dismessa, un centro di accoglienza. E vorrei sapere come mai lei, che era molto dentro il problema, non è riuscito a convincere Sorelvia di poterla attuare, perché alla fine io ero riuscito anche con militari di avere la possibilità di poterla acquisire. Cos'è che ha fermato tutto quanto? Stato l'assessore della cultura, che era lei che non è riuscito a portare a casa il problema, quindi lei si sta giustificando dalle sue negligenze, capito? È divertente quello, non è niente facile. Guarda che vede l'atteggiamento, io non l'ho mai visto in faccia a nessuno, ogni volta che noi ci esprimiamo un problema serio del nostro paese, lei vede in faccia la gente non vuole un atteggiamento no. Serio questa cosa, trovo tanto divertente il problema. Tanto divertente. Grazie Capogruppo Danò. Assessore Prego. Mi scusi, io non voglio riprovare nessuno, però abbia pazienza. Quando lei cita e dice delle cose su questa interpellanza e fa riferimento, scusi, al fatto che, per esempio, caro sindaco, sappiamo che lei non è colpa sua se i conti dei suoi predecessori riguardanti alla fine non trovano mai, ma era lei, assessore Zanò, abbia pazienza, era lei che doveva vegliare e verificare, non io, era lei. Vabbè, allora parliamo. È un mobbing politico per la mi faccia piacere, dottor Zanò, mi faccia piacere, mi faccia piacere. È sua. Sta parlando l'assessore, per favore, grazie. Abbia pazienza. Si propone relativo, lei dice, mette via la discussione. Attiene il suo... scusi, lei ha usato nei miei confronti adesso dicendo che io vivo in un propone relativo, secondo lei questo non è offensivo? No, lei scusi, evidentemente allora vede che lei dice agli altri, ma in realtà di stare attenti, ma in realtà lei è peggio degli altri. Dice che ha preparato la risposta, lei non sa nemmeno, non conosce nemmeno probabilmente le dinamiche, oppure non se ne ricorda più le dinamiche di un'interpellanza, di come viene vissuta, di come viene gestita, di come viene adoperata e solo funzionare. Allora io ho la serietà e la correttezza di portare una risposta adeguata in Consiglio Comunale, e questo non dipende solo dal sottoscritto, ma dipende dai funzionari e dirigenti, i quali si devono preparare, si devono istruire la pratica e hanno del tempo a disposizione. In ogni caso io e l'amministrazione comunale ha 30 giorni di tempo per rispondere, quindi io ero nei tempi, abbia pazienza, sia cortese. Poi, io scusi, lei non parla delle persone, qua non parla per citare le persone, lei cita sempre le persone, abbia pazienza, io ho risposto alla sua interpellanza, e siccome questa interpellanza secondo me è stonata, mi permetta, io uso le mie corde e le mie note, e volevo secondo me inquadrare in un criterio diverso. Lei non può dare la causa agli altri, aver fatto dopo che ha fatto 4 anni l'assessore ai lavori pubblici ed è vissuto 4 anni in maggioranza. Lei dice che le maggioranze erano taroccate, lei non c'era mai in maggioranza, abbia pazienza, no? Io c'ero spesso e facevo anche fatica ad esserci, va bene? E con me c'erano altre persone, quindi non dica così, perché lei vuole gettare discredito e fanno su tutto l'operato che è stato fatto, invece io lo difendo e sono convinto che quello che è stato fatto nella scorsa amministrazione ha un valore, e ha un valore importante non solo dal punto di vista sociale, culturale, ma anche dal punto di vista dei lavori pubblici, va bene? E quindi abbia pazienza, anche dal suo punto di vista,
nonostante lei fosse spesso assente. Lei me lo consenta, lei sarà giudice di se stesso, lei lo sa meglio di me, quindi è inutile che ci ricordiamo sulle cose. Non voglio arrivare alle questioni personali, non mi interessano, penso di aver risposto alla sua domanda, alla sua questione. Per noi è importante chiudere la profile ed è importante avere un ambito culturale creativo e duraturo nel territorio. Speriamo che Venezia 2019 sia realizzata, perché attraverso queste ipotesi si possono aprire delle nuove sinergie e noi su questo ci contiamo francamente, perché Carlo da sola a chiudere un teatro, dottor Zanon, lei lo sa meglio di me, con i bilanci che ci sono oggi, si fa fatica, o si trovano sinergie esterne o si fa fatica, va bene? Grazie Assessore, prego per qualcosa, no? Guardi, lei ha detto nelle sue cose che secondo lei io non sono adatto ad amministrare, cioè ha anche ragione, perché scopre che lei proviene da una cultura che dà giudizi rispetto alle persone, invece proviene da una cultura diversa che non si permette mai di giudicare, perché mia mamma mi diceva sempre giudica e ricordati, sarà poi il suo volto giudicato, no? Allora posso dire anch'io che per quanto mi riguarda lei è inadatto a fare l'assessore alla cultura dello stesso metodo, no? Ho detto questo. Questo è il tono, il contenuto delle argomentazioni che lei è riuscito a portare in Consiglio Comunale. Volevo solo discutere di cultura. Comunque, quanto riguarda il problema dei conti che non tornano, abbiamo una dimostrazione che adesso allora, alla fine non siamo riusciti a completare le opere nonostante ci fosse una convenzione dove sembrava che ci fosse data alla fine gli anni in mano. Socio Pescareggio, visto che ero io assessore dei lavori pubblici, la prima cosa che ho fatto è stata di chiedere il conto economico per vedere come veniva questo nuovo mercato itico. Nessuno è mai stato in grado di darmi nessun dato e alla fine ci troviamo che dobbiamo finire, stiamo aspettando i soldi in più che ci devono arrivare per completare l'opera. Per quanto riguarda il municipio sappiamo bene quante delibere sono state fatte anche in Consiglio per trovare i fondi per completare il lavoro del municipio. Quindi c'è qualcosa che non va, o le condizioni sono fatte male, o i conti non tornano. Cioè, mi dica lei, perché a questo punto noi veniamo spesso in Consiglio Comunale per cercare di tappare dei buchi. Vi consento una cosa, lei è l'assessore, sa benissimo che quando lei la mattina, la sera andava a letto con un'idea, il giorno dopo veniva fuori una legge, si trovava di dover rivoluzionare tutto l'assetto istituzionale burocratico, perché l'idea che lei aveva in testa, che avevamo in testa da assessore ai lavori pubblici, non si poteva più attuare perché la legge cambiava. E quindi lei questa cosa l'ha vista anche per la sua esperienza. Con me è successo così, io mi sono trovato un giorno in una giornata con la legge Tremonti l'80% dei tagli culturali imposti dalla legge, l'80% di quello che io avevo messo a bilancio. Ma secondo lei io il giorno dopo mi sveglio e sono in grado di riproporre la stessa attività se mi trovo un taglio dell'80%? Ma abbia pazienza, questo lo sa meglio di me, perché lei è fatto l'assessore e quindi cosa mi fa ribadire? Grazie Assessore. Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione a schema di convenzione tra il Comune di Tano e San Stino per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale e sicurezza urbana. Relazione all'assessore Teso. L'articolo 30 del decreto legislativo numero 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. L'articolo 1 comma 2 della legge numero 65, legge quadro sull'ordinamento della polizia locale, prevede che i comuni possono gestire il servizio di polizia locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. L'articolo 2 della legge regionale Veneto 40/86, norme in materia di polizia locale, favorisce l'esercizio in forme associate. La Giunta regionale con deliberazione del 2008 ha approvato il piano di organizzazione della Regione Veneto per la gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di favorire la riorganizzazione delle strutture di polizia locale presenti sul territorio regionale con la previsione dei distretti entro cui i comuni possono confluire per gestire in forma associata il servizio di polizia locale. Successivamente con delibera 1221 del 2012 della Giunta regionale
La Regione Veneto ha approvato il secondo piano di zonizzazione della Regione Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale, modificando e definendo gli ambiti dei distretti in funzione di una definizione della dimensione territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni di servizi comunali. A seguito dell'approvazione del secondo piano di zonizzazione, i comuni di Caorle e San Stino di Livenza sono stati inseriti nel distretto Venezia 1B come da provvedimento regionale. È di reciproco interesse degli enti succitati adottare una forma di collaborazione finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche. L'adesione alla distrettualizzazione del territorio è condizione esclusiva per l'accesso ai fondi regionali destinati al finanziamento della progettualità in materia di sicurezza urbana. Gli accordi preliminari percorsi con il Comune di San Stino di Livenza sono sintetizzati nella bozza di convenzione di cui ha allegato una presente provvedimento. La presente forma associativa comprende tutti gli enti del distretto Venezia 1B, così come individuata dal piano di zonizzazione approvato con delibera della Giunta regionale 1221 del giugno 2012. La forma associativa rispetta tutte le condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 2 dell'allegato B sempre del decreto della Giunta regionale numero 2067 e in particolare prevede la gestione associata di tutte le funzioni di polizia locale e di sicurezza urbana, prevede una struttura organizzativa a cui fa capo un solo comandante del distretto, il comandante del corpo di polizia municipale di Caorle, che sarà considerato referente di distretto per i rapporti con la regione. Prevede l'adesione ai programmi di monitoraggio dei comandi di polizia locale avviati dalla Regione, fornendo informazioni puntuali e aggiornate sulle dotazioni e caratteristiche strutturali dei comandi. Prevede la predisposizione di aggiornamenti di implementazioni tecnologiche compatibili con i progetti avviati dalla Regione. Prevede la partecipazione attiva ai progetti sperimentali avviati dalla Regione con il Ministero dell'Interno e prevede l'adeguamento degli atti interni all'organizzazione del regolamento polizia locale alle disposizioni emanate dalla Regione prima. Quindi chiediamo di approvare uno schema di convenzione tra il Comune di Caorle e il Comune di San Stino di Livenza ai sensi dell'articolo 30 del vigente decreto legislativo 267 per la gestione in forma associata delle funzioni di polizia locale nell'ambito dell'area Venezia 1, distretto Venezia 1B, cui è l'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento. Di confermare che il Comune di Caorle, quale ente capofila della forma associativa e comandanti del corpo di polizia municipale di Caorle, è referente per il distretto di qui sopra per i rapporti con la Regione. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione, nonché di apportare eventuali modifiche non sostanziali alla stessa che si rendessero successivamente necessarie. Incaricare tutti gli atti esecutivi conseguenti alla firma della Convenzione il comandante della Polizia Municipale di Caorle. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, prego, capogruppo Bonino. Grazie Presidente, intervento che poi sarà di dichiarazioni vale anche un po' come dichiarazione di voto. Siamo consapevoli del fatto che, come si suol dire, l'unione fa la forza e quindi si vuole perseguire l'ottimizzazione di un servizio che tra l'altro è essenziale per le polizie locali. Tuttavia siamo un po' scettici che questo strumento consenta al Comune di Caorle di trarre effettivamente un vantaggio. Non lo escludiamo, tuttavia ci riserviamo, come dire, di verificare poi alla luce di quelli che saranno i fatti e gli sviluppi di questo accordo se effettivamente il vantaggio per il Comune di Caorle ci sarà o meno. Per ora possiamo solo constatare, come poi è emerso anche in sede di commissione, che la forza disponibile per il Comune di San Stino in questo momento è estremamente rapportata rispetto alle esigenze di quel Comune e potrebbe essere, almeno nel momento iniziale, che il Comune di Caorle debba tra virgolette prestare parte delle proprie forze per sopperire a quelle che sono le esigenze di un comune limitrofo, ma che comunque non è il Comune di Caorle. Ripeto, a
fine di fugare eventuali dubbi, non siamo contrari, ma non siamo neanche totalmente convinti della bontà. Speriamo che i fatti ci possano convinti. Grazie. Mettiamo ai voti il secondo punto all'ordine del giorno. Favorevoli? 11 favorevoli, contrari? Astenuti? 5 voti astenuti. L'ordine del punto viene approvato. Mettiamo ai voti l'immediata possibilità. Favorevoli? 11 voti favorevoli, contrari? Nessuno. Astenuti? 5 voti astenuti. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno. Permuta con la Casa del Patrimonio, offre l'organizzazione piccola da presa, con parco immobiliare Campeggio Santa Margherita. Relazione al sindaco. Grazie Presidente. Con atto numero 24 del 31 maggio 2005 il Consiglio Comunale ha deliberato di costituire la società Caule Patrimonio SRL, società ad esclusivo capitale pubblico interamente detenuta dal Comune di Caule, approvandone contestualmente lo statuto ed il master plan operativo per la costituzione della medesima società. Con la succitata deliberazione numero 24 del 2005 il Consiglio ha inoltre stabilito di conferire alla Caule Patrimonio SRL i seguenti immobili: ex azienda agricola Chigiato, complesso ex scuola elementare Bartile, porzione del complesso artigianale commerciale e direzionale sito Caule strada Tragete, parte adibita a sede dei Vigili del Fuoco. In data 27 giugno 2005, con atto repertorio numero 8112, notaio Lorenzo Luca di Bologna, registrato Bologna, Ufficio Entrate Atti Pubblici 7 luglio 2005, numero 2388, serie prima, e trascritto a Venezia in data 18 luglio 2005, registro d'ordine numero 30.991 e registro particolare numero 18.295, è stata formalmente costituita la società Caule Patrimonio SRL e con lo stesso atto il Comune di Caule ha conferito alla società i complessi immobiliari come sopra descritti, giusta deliberazione di Consiglio Comunale numero 24 del 2005 sopra richiamate. Con atto numero 87 del 29 novembre 2005 il Consiglio Comunale, al fine di rendere ancora più efficiente sia l'attività della società Caule Patrimonio SRL che quella del Comune, ha deliberato di conferire alla medesima società i seguenti altri immobili: piano insediamenti produttivi, località Ottava Presa, sul sito al catasto Terenza foglio 28, particelle 1694 di area 2865, 1689 di ettari 1.56.40, 1686 di ettari 4.61.30, 1692 di area 15.55, per complessivi ettari 6.61.90 confinate con margine del fiume di Venza e strada provinciale. Bacino di Raggio e Varo, sito in Caule, strada Sinsonessa, con relative attrezzature d'uso comune con il Comune di Caule dello specchio acqueo di pertinenza. Con la medesima deliberazione consigliare numero 87 del 2005 è stata inoltre affidata alla società la gestione del campeggio comunale Santa Margherita, azienda e licenza per l'esercizio dell'attività di campeggio con esclusione del bar, ristorante, pizzeria e alimentare bazar. Con successivo atto numero 380 del 7 dicembre 2005 il Consiglio Comunale ha inoltre conferito, in attuazione della succitata deliberazione consigliare numero 87 del 2005, anche le attività e possibilità, contratti e altri rapporti in essere afferenti ai cespiti sopra descritti, mutui, contratti di appalto, eccetera. Data 20 dicembre 2005, con atto repertorio numero 8982 del notaio Lorenzo Luca di Bologna, registrato a Bologna, Ufficio Entrate Atti Pubblici 4 gennaio 2006, numero 64, serie prima, e trascritto a Venezia in data 16 gennaio 2006, registro d'ordine numero 2045, registro particolare numero 1332, sono stati formalmente conferiti alla società Caule Patrimonio SRL i complessi immobiliari come sopra descritti, giusta deliberazione del Consiglio Comunale numero 87 del 2005 summenzionata. Considerato che la gestione del campeggio comunale, struttura che risulta di proprietà comunale sia per la parte immobiliare sia per la parte immobiliare, ivi compresa la titolarità aziendale sul campeggio del bar, ristorante, pizzeria interno
e dell'annessa attività commerciale avviene tramite un contratto di affitto di azienda avente ad oggetto l'attività ricettiva, dato atto che contestualmente alla realizzazione del PIP sono state eseguite da parte della società Cavale Patrimonio SRL opere esterne al piano o comunque non pertinenti quali gli svincoli e gli accessi al piano di lottizzazione, compresa la realizzazione di una rotatoria stradale sita in prossimità dell'accesso al PIP nell'intersezione con la strada provinciale 59 San Stile di Venezia Cavale, una condotta adduttrice a prodotto di competenza dell'azienda Servizi Integrati SPA e ente gestore del servizio di acquedotto e fornitura comunale. Una condotta di allacciamento rete del gas lungo la strada provinciale 59 San Stile di Venezia Cavale, un'area in depressione per la raccolta delle acque meteoriche a servizio non solo del PIP ma anche della zona alimento-abitata, la costruzione di un'area per il conferimento temporaneo ecocentro di rifiuti differenziati. Il tutto per un valore imponibile di euro 500.000, come la perizia di stima data 26 novembre 2012 a firma del dirigente del settore servizi tecnici ingegnere Enzo Lazzarini depositata agli atti. B. In ragione degli obblighi gravanti sulla società, limitati alla sola esecuzione delle opere funzionali al PIP, la spesa relativa a tali opere esterne e non pertinenti deve essere rimborsata dal Comune. C. Si rende ora necessario pervenire a una definitiva configurazione dei rapporti tra il Comune e la società in ordine al convegno immobiliare di cui trattasi. D. A tal fine dovrà essere formalizzata la cessione delle aree su cui insistono le opere di urbanizzazione del PIP dalla società al Comune, comprese quelle di cui alla precedente lettera A, che per natura e destinazione devono essere ascritte al demanio e patrimonio comunale. Considerato che al fine di valorizzare la natura patrimoniale della Cavale Patrimonio SRL è stata valutata favorevolmente la cessione della parte immobiliare del campeggio, come sopra descritta, in conformità allo statuto societario, in particolare all'articolo 2, l'oggetto che finalizza la principale attività aziendale alla gestione del patrimonio del Comune di Cavale, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri. Visto il verbale dell'Assemblea di Cavale Patrimonio SRL in data 2 novembre 2012, in particolare la deliberazione concernente le cessioni in argomento, vista la perizia in data 13 dicembre 2012, perfezionata senza modifiche sostanziali in data 14 dicembre 2012, assunta al protocollo numero 40.946 del 17 dicembre 2012, fatta redigere dalla società in ordine alla stima della cessione a carico del Comune, che attribuisce alla cosiddetta parte immobiliare del campeggio il valore di euro 550.000, appurato che una permuta avente ad oggetto da un lato la cessione in proprietà della parte immobiliare del campeggio alla Cavale Patrimonio SRL dal Comune alla società e dall'altro la cessione in proprietà delle aree di sedime delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al PIP di ottava presa dalla società al Comune, assicura contestualmente la soddisfazione di entrambe le esigenze descritte senza aggravio per il bilancio comunale. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale di deliberare, di approvare per i motivi in premessa esposti la seguente permuta con la società Cavale Patrimonio SRL con sede in Cavale via Roma 26. Lettera A. Il Comune cede alla società Cavale Patrimonio SRL il complesso di beni organizzati destinati all'attività di campeggio, l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, bar, ristorante e pizzeria e annessa attività commerciale, complesso che per quanto riguarda le attività commerciali risulta dotato delle relative autorizzazioni amministrative e per quanto attiene alla dotazione di beni mobili risulta composto come da perizia di stima in data 13 dicembre 2012 citata in premessa. B. Il Comune acquisisce dalla società Cavale Patrimonio SRL le aree identificate catastalmente al foglio 28 del Comune di Cavale con i seguenti mappali: 1692 di 1555 m2, 1794 di 575 m2, 1795 di 6555 m2, 1803 di 2075 m2, 1805 di 8665 m2, 1819 di 2728 m2,
1820 di 1340 metri quadrati, 1821 di 1258 metri quadrati, riconducibili ad opere di urbanizzazione di un piano per gli insediamenti produttivi ex articolo 27 della legge 22 ottobre 1971 numero 865. Di dare atto che per effetto delle perizie di stima citate in premessa, il valore della cessione di cui la precedente lettera A corrisponde a euro 550.000 e il valore della cessione di cui la precedente lettera B corrisponde a euro 500.000, pertanto è dovuto dalla Causa Patrimonio SRL al Comune un conguaglio di euro 50.000. Di dare atto che le regolazioni contabili conseguenti alla stipulazione dell'atto verranno effettuate entro il mese di gennaio 2013. Di stabilire che le spese contrattuali saranno poste a carico della Causa Patrimonio SRL. Di autorizzare il dirigente del settore servizi tecnici ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera C del decreto legislativo 267 del 2000 alla sottoscrizione dell'atto di permuta con facoltà di inserire tutte le precisazioni eventualmente richieste dall'ufficiale erogante, sollevando sin d'ora il conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Grazie Sindaco. Sono interventi? Gruppo prego. Capogruppo Commisso, prego. Grazie Presidente, grazie al Capogruppo Commisso. Io devo protestare prima di tutto perché il testo che è stato consegnato e che è andato in discussione in Commissione non è lo stesso che abbiamo sentito adesso leggere dal Sindaco. Inoltre la data della perizia è del 13 dicembre, come ha detto il Sindaco, e quindi è una data successiva alla Commissione stessa. Quindi non so se ci sono i termini per protestare contro un oggetto che di fatto non ha potuto essere passato in Commissione con i termini di discussione. In secondo luogo, se questo può essere già creare pregiudizio per la discussione, ho anche altri argomenti da aggiungere come pregiudiziale alla discussione. Prego, Sindaco. Allora, se consideriamo comunque come un'eccezione preliminare per far entrare in merito della discussione, il testo è stato modificato, ma è stato modificato con modifiche che non hanno un contenuto sostanziale e deriva assolutamente dalla necessità di una perizia successivamente pervenuta da parte del tecnico in modifica formale del testo rispetto a quella che è stata comunque che è passata in commissione, modifica che non apporta nessun cambiamento rispetto al contenuto sostanziale della perizia stessa e della delibera. Se però l'eccezione che fa sul profilo formale dettare della discussione, allora riportiamo il testo della delibera al precedente, quella che richiama la perizia del 13, riservando poi al notaio erogante di andare a valutare quale elaborato è il più corretto rispetto sul profilo contabile alle operazioni in essere. Quindi vi passo la parola, se adesso è l'eccezione, poi diventiamo poi al notaio della questione. Capogruppo Commisso, prego. Sì, siccome io ho una serie di questioni preliminari da sollevare su questa operazione, prima di entrare nel merito